L'arte e la musica per la rinascita del Parco della Bissuola di Mestre, da centro di degrado a luogo d'arte e di creazioni musicali. Una sfida che ha unito l'impegno del Comune alla Biennale di Venezia, che sbarca a Mestre nei 600 metri quadrati del centro civico con un'esposizione temporanea. Quella che si presenta ora a chi arriva al Parco Albanese è una situazione completamente diversa rispetto a qualche tempo fa. Abbiamo prima dovuto pulire con la polizia, con i cani, con i banganelli, disgraziati di ogni genere, facevano quello che volevano, prepotenti, veramente credetemi, non c'è stato nessun tipo di arroganza da parte nostra, ma qui questa zona, questo parco, ancora c'è molto da fare, però insomma l'abbiamo bonificato prima, poi abbiamo portato le ruspe, non le abbiamo dichiarate, le abbiamo portate, abbiamo buttato giù dei cubi di cemento, dei luoghi dove si nascondevano veramente proprio teppaglia, si può dire. Per i giovani della città c'è la possibilità di ascoltare e produrre musica in 2 sale attrezzate in quello che è stato denominato il CIM, Centro di Informatica Musicale Multimediale. Per inaugurare questo centro, di cui c'è il gemello all'Arsenale, abbiamo organizzato questa mostra nella quale appunto attraverso l'elettronica si cerca di dare visione spaziale e di luci alla musica elettronica, un esercizio che va avanti da tempo e che trova ormai in artisti molto qualificati delle persone molto impegnate a realizzare opere. È un tema affascinante questo che aiuta anche a creare, come dire, miglior dialogo e più intenso dialogo intorno alla musica. La rassegna propone musiche ed immagini per raccontare il percorso del costume dagli anni *80 ad oggi, dalla disco music al rave, passando per l'house e la techno. Sindaco oggi l'abbiamo sentita anche esperta di musica elettronica con i ragazzi. No, assolutamente. È che quando ero giovane mi sembra di aver fatto un tuffo nei miei anni, insomma, di discoteca e di musica da giovani, insomma. Penso che tutti debbano venire a vedere questa mostra che abbiamo fatto qua, ma soprattutto i laboratori che i giovani possono venire a vivere. Parlo proprio dei bambini, dei ragazzi. Loro sono nativi digitali molti, per cui sono avanti 10 anni, 100 anni rispetto a noi. E vogliamo dargli degli strumenti, dei luoghi dove poter interpretare il futuro. La rassegna sarà aperta fino al 10 novembre, mentre gli spazi musicali pubblici rimangono a disposizione da oggi di tutti i giovani che ne faranno richiesta.